È il caso del giovane genovese, del Nevo, che è proprio morto in Siria, e anche di questa Maria Giulia, oggi Fatima. Peraltro, sia nel caso di Del Nevo sia nel caso di Maria Giulia, può essere forse umanamente comprensibile, ma da toccare a livello sociologico il fatto che i genitori non abbiano condannato la scelta dei figli, anzi l'abbiano rivendicata. Ripeto, umanamente forse può essere comprensibile, ma quando il fenomeno si ripete forse diventa un qualcosa che ci può inquietare. Ecco, questo è un dato, però è il dato culturale. C'è un altro dato importante, è il dato della sicurezza. Il dato della sicurezza, ne abbiamo parlato tante volte, non è un dato che si può risolvere soltanto con questa o quella legge, con ad esempio la chiusura di Schengen o altri provvedimenti normativi che possono pure essere utili. È un qualcosa che si risolve soprattutto con degli stanziamenti a bilancio sulla sicurezza, perché la sicurezza senza soldi, signori miei, proprio non si riesce a fare. E subito dopo questa canzone proveremo a capire qual è lo stato dell'arte del bilancio quando si parla di sicurezza in Italia.
un'emergenza che è scoppiata in tutta Europa, un'emergenza che riguarda il terrorismo, la sicurezza, i combattenti stranieri. Abbiamo parlato di geopolitica, abbiamo parlato di battaglia culturale, abbiamo parlato di tante cose che non vanno tralasciate. Però io oggi vorrei parlare di estrema concretezza, perché la sicurezza si fa con i soldi sulla sicurezza. E per sapere qual è lo stato dell'arte oggi nel comparto sicurezza, quanto a concreta agibilità del personale, preparazione, dotazione, strumentazione, abbiamo in collegamento con noi il segretario del Sindacato Autonomo di Polizia, Gianni Tonelli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, Tonelli, mi dica un po' come siamo messi a fondi per la sicurezza per gestire questa emergenza che insomma si è rivelata pericolosissima. 4 persone hanno tenuto in scacco tutta la Francia per una settimana. Se fosse successo in Italia, come si sarebbe potuto fronteggiare una minaccia così? Io spero che questo non succeda. Adesso è una battuta. Certamente il problema sarebbe veramente difficile, perché io non voglio fare allarmismo e su questa questione ho pensato molto se dover essere esplicito nel circuito mediatico a illustrare esattamente qual è la situazione e rischiare, non voglio dire di essere tacciato di irresponsabilità, non mi interessa niente, ma non vorrei creare degli allarmismi, ma da quell'altra parte non si possono sottacere le situazioni perché è talmente grave che in qualche modo va messa a conoscenza la situazione dell'opinione pubblica. Allora, il nostro sistema apparato della sicurezza è totalmente debilitato. Da che cosa? E ve lo dimostro con dei numeri, non con delle chiacchiere, sennò queste sono chiacchiere che lasciano il tempo che trovano. E allora, abbiamo ricevuto un taglio continuo, un logoramento degli organici. Tutte le strutture e gli apparati sono andati oramai in asfissia. Solo la Polizia di Stato ha un vuoto di 18.000 unità, 40.000 per tutte le forze dell'ordine. Abbiamo avuto piano su tutti gli aspetti, dalle pulizie alle divise, dalle risorse per le auto a quelle per le manutenzioni delle strutture. Un taglio continuo che non è stato del 5, 6, 7, 8, 10%, ma del 200, del 300%. Vi faccio un esempio. Nel 92 avevamo, anche se con la lira, l'equivalente di 90 milioni di euro all'anno per le divise. Quest'anno ne abbiamo avuto 15 milioni e 800 mila euro, ossia una cifra assolutamente insufficiente, al punto tale che quest'anno, avendo inaugurato la nuova divisa per gli operatori del controllo del territorio, che consisteva nelle polo, nel pantaloncino operativo, nello stivaletto, nel berrettino, quello normale, con la visierina, non quello più rigido, diciamo, non essendoci i soldi per acquistarla tutti, hanno dovuto inaugurare non l'uniforme, ma come la definisco io ironicamente, la disforme, perché se andavate in giro per Milano voi trovavate tranquillamente dei colleghi che avevano la vecchia divisa, quella ordinaria, cioè l'uniforme vecchia, che dipendevano dai commissariati. Le volanti invece che dipendevano dalla questura avevano quella nuova. Non solo, vogliamo parlare delle mascherine che mancano o dei guanti che mancano, della profilassi per le operazioni Mare Nostrum o comunque per il contatto con persone a rischio sanitario, eccetera. Vogliamo parlare del taglio delle pulizie interne. L'altro giorno ho dovuto denunciare persino che a Pistoia hanno dovuto montare 3 gomme termiche sulla macchina e una estiva perché non c'erano i soldi per il treno di gomme completo. Cioè siamo in una situazione al collasso, non solo si è tagliato sulla materialità e sugli organici, ma anche sulla professionalità, perché di quei 95.000 operatori che abbiamo in polizia, ne mancano, come ho detto, 18.000, e si è tagliato anche sui livelli intermedi, cioè sui gradi, perché abbiamo di quelli che ci sono 14.000 ispettori in meno e 9.000 sovrintendenti in meno. Cioè, siccome i concorsi per selezionare questo personale assolutamente indispensabile, non solo per far funzionare la scala gerarchica come organizzazione, ma funzionale, quindi i livelli di professionalità superiori costano, allora non fanno i concorsi. Poi siccome i corsi costano, non avendo fatto i concorsi risparmiano anche sui corsi e anche sui relativi stipendi. E quindi siamo arrivati a dei livelli. Se pensiamo anche
oltre a questo, che hanno tagliato sulla professionalità, nel senso che gli operatori del volante dovrebbero fare uno specifico corso per operatori del controllo del territorio, lo fa sino a 1 su 10. Questi sono alcuni esempi per far comprendere che siamo a dei livelli veramente da collasso come situazione. Allora, è chiaro che qui qualcosa va cambiato. Cioè, questo governo, vista l'emergenza, perché fino a quando le cose vanno bene, stiamo bene, è come il fumatore, scusate, io non voglio fare delle analogie stupide, oppure quello che mangia molto libero, poi sul contratto scopre che esiste l'ipertensione. Allora, qui siamo in super ipertensione, qui oramai questo malato, questo apparato di sicurezza è moribondo, bisogna metterci una pezza immediatamente. Poi c'è da fare una grande riforma, serve più tempo, ma ci sono, e le presenteremo nei prossimi giorni, alcune richieste che devono immediatamente essere accolte se si vuole mettere una parziale toppa alla situazione che ormai è diventata scandalosamente disastrosa. Voglio il Signore che non debba capitare un fatto del genere in Italia, perché verrebbe messa a nudo la totale incapacità del sistema di affrontare situazioni analoghe. Il nostro non è più un colabrodo, il nostro paese, è una porta aperta. Per Mascalzone abbiamo fatto entrare 170.000 persone, senza che la possibilità che ci possa essere un controllo, che potessero essere censite sotto il profilo datiloscopico e documentale, insomma, che non foto segnalate il resto. Questi hanno fatto quello che hanno voluto, se volevano sottoporsi a un controllo medico lo facevano, se no hanno fatto quello che hanno voluto. Questa è la situazione dell'Italia. Allora, in questo contesto bisognerà provare a lasciare da parte, a dismettere, a togliere e a bruciare definitivamente, a mandare al macello, al macero, quel occhiale ideologico che ci fa vedere i problemi e rispolverare la bandiera del buonsenso che le massaie tengono sempre nel cassetto? Ecco, e qui non ci vogliono dei licenziati. Una delle cose inquietanti, sempre legandola a quanto è successo in Francia, è il fatto che la trama, pare che le indagini stiano dipanando una trama che correva soprattutto su internet, e quindi la centralità della polizia postale come una polizia di prevenzione. Ma quanti uffici di polizia postale vengono chiusi? Ho perso il conto. Mi viene da ridere, perché ieri anche il capo della polizia, alla presenza del Presidente della Repubblica, presentavano le iniziative contro il cyberbullismo da parte della polizia postale, quindi soltanto operazioni di propaganda, mentre poi invece quest'anno chiudiamo, adesso sto litigando, oramai oserei dire con Dio, con gli uomini, per evitare la chiusura di 260 uffici di polizia, di cui 73 della polizia postale. E allora che significato ha dover fare della propaganda per nulla? Con che cosa vogliamo potenziare quelli che sono gli obiettivi sensibili? Con gli amici e con i parenti che non ci sono più gli uomini per poter uscire per strada? E questo è, diciamo, un quadro della situazione piuttosto sconfortante. Noi tra pochi secondi dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria, ma io chiedo a Gianni Tonelli di rimanere ancora con noi e soprattutto agli ascoltatori di restare all'ascolto, perché dopo vorrei sentirle queste proposte che non possono più aspettare. Andiamo in pubblicità allora. Perfetto. Su una Toyota
Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. E torniamo in diretta a Radio Padania in collegamento con Gianni Tonelli, il segretario del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, e ci doveva dire ancora quali sono queste richieste che non possono più aspettare, se si può già entrare un po' nello specifico, Gianni. Adesso stiamo vedendo, per cui non vogliamo non entrare troppo nel dettaglio, però riguardano alcune situazioni che sono state con riferimento ai concorsi, alla possibilità di arruolamento immediato, cioè ci vuole sostanzialmente la volontà di stanziare un minimo, perché come avete detto voi prima, le nozze non si fanno con i fichi secchi. La professionalità ha un costo perché bisogna fare i concorsi, la formazione ha un costo, ma è l'unica strada per garantire dei risultati, soprattutto nel settore della sicurezza. Non possiamo inventarci delle professionalità. In questi 10 anni abbiamo mandato al macero decine di migliaia di professionalità non rimpiazzate. Adesso vogliamo mandare al macero professionalità specifiche come la polizia ferroviaria, la postale, le squadre nautiche, i sommozzatori, cioè professionalità che sono costate soldi alla collettività e che vengono mandate al macero chiudendo questi 260 uffici. Intanto su questo devono bloccarlo immediatamente, perché non possiamo chiudere l'ufficio della polizia ferroviaria a Viterbo faccio un esempio, una qualsiasi, potrebbe essere Lecco, potrebbe essere Lodi, della polizia ferroviaria per recuperare 6-7 persone e abbandonare studenti e pendolari agli spacciatori, ai bivaccatori, ai borseggiatori, ai dissipatori. Contestualmente non possiamo pensare di chiudere tutti gli uffici di polizia postale, come abbiamo detto prima, dislocati sul territorio e collocarli solo a livello regionale, ma se devo fare un'indagine, perché la questione non si sviluppa soltanto l'indagine materialmente solo sul web dietro una tastiera, ma devo andare operativamente, cosa faccio? Da Milano mi trasferisco a Como, mi trasferisco a Varese, o da Bologna devo andare a Piacenza o a Rimini, se ho dismesso gli uffici territoriali. Ma di cosa stiamo parlando? Qui bisogna cercare di sviluppare una maniera, poi se un'indagine va seguita perché lavora sul web, ma anche dalle persone che materialmente sono collocate nella provincia, non possiamo chiuderli. Poi bisogna fare un ragionamento su questi corsi di formazione. Qui ci vogliono i soldini, bisogna metterli in campo, quindi stiamo valutando le capacità delle scuole, stiamo valutando il tipo di corso, abbiamo messo un pool di istruttori straordinariamente professionali con una grandissima capacità professionale e un'esperienza ventennale a fare proprio un programma per questo tipo di formazione che possa affrontare queste situazioni, perché una cosa deve essere chiara, la capacità di affrontare situazioni di guerriglia come quelle francesi non possono più essere patrimonio esclusivo di gruppi specializzati come il NOX della Polizia di Stato, i GIST e i Carabinieri, ma devono avere invece, e deve essere un know-how più diffuso, più a conoscenza e più, voglio dire, alla mano, cioè più nel bagaglio professionale di tutti gli operatori che operano su strada, perché altrimenti succede quello che è successo, che se ti sparano addosso l'unica cosa che sai fare è scappare via e indietreggiare, non è possibile. Ecco, questa è diciamo la fotografia della situazione che, per chiudere, vorrei rendere ancora più evidente a tutti. Ho letto di una circolare subito dopo i fatti di Parigi che diciamo imponeva e raccomandava l'uso del giubbotto antiproiettile. E com'è andata questa storia? Intanto il giubbotto antiproiettile mi viene da ridere, perché il giubbotto antiproiettile ha una potenzialità limitata nel dover ammortizzare l'attacco. Le armi che sono state utilizzate in quel settore, in quel campo, non erano assolutamente, o meglio erano al di là della portata dei giubbotti, quindi poteva servire poco. Però ritirare 100 giubbotti e darne poi 10, voglio dire, in campo, perché non ci sono i soldi per comprarli, ritirati 100 o per le mascherine, diventa un problema. Cioè, obiettivamente mi viene da ridere, che cosa dobbiamo metterci di giubbini proiettili se non ci sono? Come facciamo a vigilare le redazioni dei giornali per garantire le libertà democratiche, tra le quali fondamentalmente quella del pensiero, che si concretizza nella libertà di stampa, se poi non ci sono gli uomini da mettere sotto? Ricordiamolo questo, ritirati 100 giubbotti perché non erano più agibili e ne hanno ritirati 9.
la media, in tutta Italia, sono stati ritirati e non ci sono. E poi in altre situazioni analoghe mi ho fatto presente, cioè sono scaduti i caschi perché sono scaduti della polizia stradale, e cosa hanno fatto? Siccome non ci sono i caschi da dare in dotazione individuale perché non ci sono i soldi, è andato quello in dotazione di reparto. Ma lei se lo metterebbe all'1 di agosto alle ore 13 il casco del collega sudato che si è appena tolto? Ma stiamo scherzando? Di come cambiarsi gli ambimenti intimi. E questo è lo stato dell'arte della polizia italiana. Invito tutti quelli che quando vedono una volante a immaginare quello che c'è dietro questo mondo. Grazie mille a Gianni Tonelli, che come al solito ci apre spiragli di verità. Grazie. Grazie a voi, grazie mille, grazie. E soprattutto, ecco, poi una dinamica sindacale complessa, perché non è che possono fare sciopero come, che ne so, i ferrovieri o altre categorie che invece non si occupano, a differenza della polizia, di servizi che non possono essere sospesi. Questo per quello che riguarda la sicurezza. Bisognava parlare anche di risorse e di denaro e di strumentazione, perché altrimenti rischiamo di fare discorsi fumosi. Battaglie culturali va bene, battaglie di prevenzione va bene, intelligence, questo termine ripetuto ossessivamente come se ci fosse la stupidance in alternativa. E però ecco, adesso dobbiamo anche cambiare un attimo argomento, e tra poco parleremo invece della Svizzera. E voi direte che perché passiamo dall'estremismo islamico alla Svizzera? Io vi dico che tra poco parliamo di Svizzera, e se avete dei conti in Svizzera vi consiglio di preparare un doppio fondo, qualcosa, insomma, come quelle cose ai tempi della Borsa Nera. Però prima godiamoci quel che rimane degli anni d'oro, dai.
Allora, oggi sono arrivate due notizie dalla Svizzera, due notizie particolarmente difficili da interpretare e da capire. Io ve le do tutte e due. La prima, quella macroeconomica, si direbbe se si fosse competenti in materia. La Svizzera ha detto addio al tetto all'euro, però la borsa di Zurigo è crollata e il franco è salito del 15%. Dopo 3 anni che la Banca Centrale Svizzera aveva messo questa forma di protezione, oggi l'ha tolta e c'è stata questa reazione delle banche. Qui siamo un po' così nel linguaggio tecnico e oscuro dell'economia. Quello che credo capirete più facilmente è l'intesa che sta arrivando a conclusione tra Roma e Berna per una legge sul rientro dei capitali e il reato di autoriciclaggio che insomma in qualche modo porterà a tracciare quei capitali che dall'Italia sono andati verso la Svizzera. Io direi che è meglio partire appunto da questo punto che è più comprensibile, però comunque cerchiamo di farlo con una persona super competente, il nostro espertone, il responsabile economico della Lega Nord, Claudio Borghi. Buon pomeriggio, Claudio. Buon pomeriggio a te, ciao. Allora, un'intesa tra Roma e Berna per trovare quegli italiani che hanno portato i soldi in Svizzera, in sostanza è questo. Alla fine, di che cosa si tratta e soprattutto, secondo te, chi saranno quelli che poi rischieranno davvero di pagare lo scotto di questa transumanza di capitali e chi saranno quelli che invece la faranno franca senza problemi? Quante volte l'abbiamo sentita questa storia? Cioè, io credo di essere nato e intanto c'era l'ostetrica che mi raccontava dell'intesa fra Roma e Berna per sistemare i capitali all'estero. In realtà è da qualche secolo che in Svizzera si stanno progettando e realizzando degli studi ulteriori, vale a dire con dislocazione di capitali, per esempio a Singapore, per esempio in altre realtà, diciamo, a fisco efficiente, da lasciar modo ai super clienti a cui non si può mai dire di no, di continuare esattamente come prima a mantenere l'anonimato. Può essere che in questo caso possano, diciamo così, trovare conveniente o utile ridenunciarsi, diciamo così, i soliti piccoli, insomma, quelli che per vari motivi, anche semplicemente per autodifesa, perché insomma ne conosco tanti che la volta che uno dice faremo l'esproprio dei capitali o faremo il prelievo forzoso sui conti correnti, la prima cosa che gli veniva da fare era portare qualche migliaio di euro in Svizzera, no? Ecco, ovviamente per chi ha capitali di piccole entità non dichiarati e similari può anche tutto sommato funzionare la cosiddetta voluntary disclosure, vale a dire così mi autodenuncio, non pago delle sanzioni, pago più o meno quello che avrei dovuto pagare mantenendole e quindi c'è un problema che tutti questi sistemi servono o servirebbero se in contemporanea tu rendessi attraente riportare i capitali in Italia. Vale a dire, manca sempre una gamba. Si fa il condono o la sanatoria o quello che è, ma intanto dall'altra parte non si fa l'abbassamento delle imposte in Italia. E questo è quello che manca sempre. Cioè, se io facessi un condono, una sanatoria, chiamiamola come vuoi, insomma, un accordo per i capitali all'estero, e intanto abbassassi seriamente le tasse qua in Italia in modo tale da rendere minimamente conveniente tenere i soldi in Italia, allora capirei. Invece no, c'è sempre, non si fa mai, cioè, questa che dovrebbe essere una minima cosa logica non si fa. Ti dicono riportali qua da me, però intanto riportali qua da me quello che attende qua di solito è la faccia di Renzi che si frega le mani. Sì, impersonato spesso dalla Guardia di Finanza, che va di solito a intercettare il piccolo medio risparmiatore che è andato in Svizzera e non certo il grande capitale che poi sul buco dell'evasione farebbe la differenza. E come no? Per cui purtroppo niente, si sta parlando di differenze epocali che epocali non saranno mai.
E questo era stato anche tutto sommato uno dei buchi, perché non sono semplicemente questioni di centro-sinistra, sono anche questioni di centrodestra, che in passato, quando ci fu lo scudo fiscale, insomma ce lo ricordiamo, no? quello famoso di Tremonti, che portò sinceramente dei benefici, perché nel 2008, quando quasi tutti gli altri cominciavano a avere seri problemi, in una maniera o nell'altra l'Italia riuscì, grazie all'afflusso di capitali, ad avere un polmone, no? Sì. Però mancava sempre un pezzo, cioè vale a dire scudo fiscale e poi un regime di tasse che permetta ai capitali di restare. Assolutamente sconveniente rispetto a tutto il resto del mondo, con il risultato che i soldi tanto entravano e tanto uscivano, e alla fine poi chi è che faceva queste cose? Magari chi aveva interesse a ripulire dei capitali poco chiari, ma dopo aver fatto la ripulita, diciamo così, se li riportava ancora parati all'estero. E oltretutto lo Stato poi alla fine gli dava clamorosamente ragione a chi faceva poi dopo queste operazioni, perché ci ricordiamo che Monti ebbe la grande idea di provare a ritassare quelli che avevano portato dentro i soldi con lo scudo fiscale, no? Pensate che fenomeno, cioè noi siamo uno Stato che grida ad alta voce che siamo dei magliari, cioè che facciamo un accordo con il contribuente e poi dopo ce lo rimangiamo, e speriamo poi dopo che queste sanatorie o così di questo tipo abbiano dei risultati efficaci. Io non ci credo molto. C'è un'altra notizia che arriva dalla Svizzera e forse può essere utile per capire il meccanismo dell'euro, trattandosi di un paese che ha ancora la sua moneta nazionale ed è circondato però dall'Unione Europea. Allora, c'è questo titolo di giornale che io ti leggo: la Svizzera dice addio al tetto all'euro, Zurigo crolla, il franco sale del 15%. Bene, per me che non ci capisco di economia è arabo, riesci in qualche modo a tradurlo per me e anche per quelli magari che ci capiscono un po' più di me, ma non riescono a toccare alcune finezze di questa storia? Ci provo, perché è molto importante, perché stiamo assistendo a una lezione in diretta di quasi tutto quello che vi avevo spiegato in passato. Per esempio, i rapporti fra le monete. Noi siamo abituati sempre a considerare la nostra, ma teniamo presente che la nostra moneta ha un valore solo espresso in termini di altre monete. Cioè noi possiamo dire che un euro vale un franco e 20 piuttosto che vale 0,80, che un euro vale $1,30, no? E così via. In sé per sé, altrimenti l'euro non ha un valore suo, no? Cioè tu glielo devo dare in rapporto a un'altra moneta, e questi sono i cambi. Bene, i cambi e l'azione delle banche centrali sui cambi sono un pochettino come le regole degli sport, no? Una di queste regole dice che tu nei rapporti fra due monete puoi costruire dei tetti, ma non puoi costruire i pavimenti. Te la spiego. Nel 92 noi provavamo a sostenere la lira, perché si diceva che dovevamo rimanere nella parità con le altre monete, cioè dovevamo continuare a fare una specie di prova di euro, e quindi per mantenere la parità delle altre monete, la lira che invece tendeva a scendere dovevamo acquistarla, perché se tu vuoi evitare che il prezzo di qualcosa scenda troppo, la compri. Il problema è che per acquistare le lire sul mercato devi vendere l'altra moneta. Tu non puoi comprare le lire con le lire. Esatto. E allora cosa succede? La Banca d'Italia poteva comprare le lire in modo tale da sostenere il prezzo soltanto finché aveva nel cassetto marchi, dollari, franchi svizzeri e così via. Allora vendeva queste monete e comprava la lira. Quando ha finito tutte le monete che c'erano dentro nel cassetto, la lira è dovuta per forza svalutare. Viceversa, e quindi è il motivo per cui non si possono costruire i pavimenti ai prezzi delle monete. Viceversa si possono costruire i soffitti, perché se sale troppo il valore del franco svizzero, così come stava succedendo un po' di anni fa, allora la banca centrale svizzera può sì dire voglio mettere un punto fine alla salita della mia moneta e oltre questo livello non la faccio salire. E perché è credibile? Perché le stampa lei le monete. E quindi tutti in fila a comprare i franchi e la banca centrale svizzera daglieli. E tanto poteva dargliene quante ne voleva, no? E quindi vendeva franchi e comprava
e comprava euro e comprava dollari. Cosa è successo però? Questa manovra l'ha fatta la Svizzera e lo dice a chiare lettere nel comunicato di oggi. Dice, perché se io avessi mantenuto una moneta troppo forte per la mia economia, così come era quella che mi stava venendo fuori, non per situazioni commerciali, ma perché la gente era nel panico e quindi mi comprava il franco svizzero per sicurezza, per ragioni di sicurezza, ecco pur io Svizzera, che sono lo Stato modello, che di certo non c'è la corruzione, che sono efficienti, che hanno tutti i prodotti di alta qualità e tutte queste belle balle, no, che ci rifilano per farci credere che è colpa nostra la situazione attuale, io pur Svizzera sarei andato in ginocchio e quindi ho dovuto mettere un soffitto alla rivalutazione del mio franco, perché con la moneta sbagliata, con la moneta troppo forte, persino io Svizzera sarei finita a capo sotto. Allora dice, io ho dovuto mettere un tetto, però l'ho fatto, sempre questo cito dal comunicato della Banca Nazionale Svizzera di oggi, l'ho fatto finché l'euro era alto. Adesso che l'euro è sceso molto, io non posso andare avanti in questa situazione, perché continuerei a comprare sempre di più una valuta che si sta svalutando troppo, vale a dire l'euro. E allora mollo. Il risultato che cos'è? Che il franco svizzero, finita l'anomalia, diciamo così, dell'intervento della Banca Centrale Svizzera, è tornato esattamente in un giorno solo al punto in cui era prima degli interventi della Banca Centrale Svizzera col dollaro. Per cui il franco è salito molto di valore, perché la Banca Centrale Svizzera ha detto che smette di venderlo, no? Quindi il franco è salito molto e i risultati di cosa sono? Festa per i negozianti di Como, festa per i negozianti di Varese, peccato che non sia successo prima di Natale, che almeno avrebbero passato un bel Natale invece di quello triste che è successo, perché vedrete che gli svizzeri da domani troveranno i prodotti in vendita in Italia più convenienti del 20%. Il risultato è che verranno in Italia a fare la spesa e quindi saranno delle difficoltà aggiuntive invece per i ticinesi, perché i loro negozi e i loro prodotti saranno più cari del 20%. Quindi non un giorno particolarmente bello per esempio, non so, per quei mega outlet, no, che ci sono vicini al confine della Svizzera. E quindi niente, la Svizzera in ogni caso ha detto che si è tutelata da un momento difficile di crisi tenendo fermo il cambio e adesso semplicemente dice vediamo un po', proviamo a vedere se con queste nuove condizioni, con questo nuovo livello dell'euro che è molto basso, riesco a farcela anche con un franco piuttosto forte. È comunque la storia di un paese che ha la piena sovranità sulla sua economia. E caspita, è proprio il gridarlo ad alta voce, che il cambio è fondamentale per un'economia, anche una delle più solide del mondo come quella svizzera, è gridare ad alta voce che è parte integrante delle politiche economiche che uno deve mettere in campo, che uno Stato deve mettere in campo il controllo del cambio, ed è un gridare ad alta voce quanto siamo cretini noi che non lo facciamo. Eh sì, perché questo è veramente un paradosso che ci arriva come al solito da oltre confine. Claudio, l'ultimissima domanda, non posso non fartela, tra una decina di giorni si vota ad Atene, mi fai un pronostico sia su chi vince ma anche sulle conseguenze? Ma se le cose vanno come vanno nel resto d'Europa, potrebbero fare una specie di grossa coalizione anche lì, fregandosene, rimettendo, fanno in grande e in piccolo potrebbe andare a finire esattamente come sta finendo qua da noi, dove è indistinguibile ormai Forza Italia dal PD, dove in Europa dove è indistinguibile il Partito Popolare dal Partito Socialista, e secondo me anche lì ci sarà il Partito Popolare, insomma quello di Samaras, insomma attuale, che si metterà assieme con qualcun altro. Se anche dovesse invece stravincere Syriza, alla fine poi dopo non vedo niente di buono, perché tenteranno di fare una rinegoziazione del debito. La rinegoziazione del debito significa che noi perderemo i soldi che gli abbiamo prestato
perché gli abbiamo prestato più di 30 miliardi alla Grecia senza che nessuno ci chiedesse o si discutesse sui rischi o sul perché poteva essere una buona affare, e non vorranno uscire dall'euro. Quindi il loro intento in questo momento è un futuro da regione del meridione d'Italia, insomma. Fuori mercato, senza possibilità di poter essere competitivi e sperando solo in sovvenzioni da parte di altri, che nel qual caso siamo noi. Grazie mille, tanto per cambiare mi viene da sottolineare in chiusura del tuo intervento. Grazie mille Claudio Borghi. Storia nota. Grazie mille Claudio. Grazie a te, ciao. Qui su Rebelot per parlare di Liguria e per aprire di nuovo i telefoni ai vostri interventi. Per il momento però una breve pausa per noi, ma non andate via perché adesso c'è il GR e poi un po' di pubblicità e poi ancora noi. Ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco sa scalare le montagne e attraversare le foreste. Il giapponese sa guardare i fiumi e torrenti impetuosi. L'italiano ha già fatto